Seconda vittoria consecutiva per Caorle, ancora una volta all'ultimo respiro, conquistata dopo aver portato al tempo supplementare una partita che a 8 primi e 25 secondi dalla quarta sirena vedeva Codroipo avanti di 10 sul 56-66. Come era successo a Verona, a pesare come un macigno nell'economia del match è stata un'ennesima tripla di Jeremy Lowe all'ultimo secondo del tempo regolamentare che ha fissato lo score sul 72-72. All'overtime tanti gli errori da ambo le parti per un finale di grande pathos. Ha aperto Codroipo, ha risposto subito Jeremy Lowe dalla grande distanza, con Masocco a segnare il canestro decisivo a 5 secondi dalla fine. I friulani hanno anche vanificato l'ultimo tiro quando Venaruzzo si è fatto rubare il pallone in fase d'attacco da Rizzetto, scatenando l'entusiasmo caorlotto, solo a quel punto sicuro della vittoria. Ad ogni modo quelli offerti dai litoranei sono stati 40 minuti sempre piuttosto discontinui, giocati a sprazzi, a tratti dando l'illusione di aver trovato la chiave per mettere in cassaforte il match, salvo poi offrire il fianco agli avversari. Ma davanti ad una vittoria di grande importanza per l'economia del campionato diventa anche normale guardare il bicchiere mezzo pieno, ossia una classifica che adesso, con i 4 punti inanellati nelle ultime 2 giornate, fa decisamente meno paura. Siamo stati bravi a rimanere concentrati e a crederci fino in fondo. Questo non toglie che dobbiamo aumentare la continuità sul corso dei 40 minuti, perché noi siamo partiti benissimo, poi ci hanno ripreso, siamo andati di sopra di nuovo, ci hanno ripreso, siamo andati sotto. Non abbiamo la continuità sui 40 minuti e contro squadre che te la fanno pagare subito è difficile poi rimettere in pista la partita come abbiamo fatto questa sera, ma sappiamo benissimo che non potrà essere sempre così. Non possiamo aspettarci che ci siano sempre tiri così, non dico fortunosi, ma insomma all'ultimo secondo, anche perché ho intenzione di vivere un pochino più a lungo 2 emozioni del genere dopo Verona, e questa sera devo calmarmi un pochino. Guardando al bicchiere mezzo pieno, insomma, 4 punti, si va a Murano, diciamo, decisamente con uno stato d'animo diverso. Le prossime 2 partite sono decisamente diverse. Gli avversari che andremo ad incontrare, Murano e poi Oderzo, sono squadre costruite con ben altri obiettivi. Noi andremo lì a fare la nostra partita, a fare il meglio di quanto riusciamo e provare a migliorare appunto questi minuti di continuità e di gioco un po' più efficace, che riusciamo soltanto a esprimere a tratti come questa sera. Allora coach, sembravate averla in mano, ormai in cassaforte a pochi secondi dalla fine, e poi insomma che cosa è successo? Eravamo riusciti a costruirci un ottimo tesoretto di 10 punti che non siamo stati capaci poi di sigillare. Questo è stato il grosso demerito stasera. Da quel momento in poi loro hanno aumentato l'intensità, noi non abbiamo poi abbiamo perso gli obiettivi un po' offensivi, la partita è tornata punto a punto e poi chiaramente l'episodio finale del tiro a 3 punti all'ultimo secondo nella pallacanestro chiaramente ci può stare, non doveva succedere, ma è stata anche una prodezza. Poi chiaramente lì l'inerzia è totalmente cambiata e ce la siamo giocata, però ripeto la lettura non la faccio sull'episodio finale o sugli episodi finali, ma su quel più 10 dove noi dovevamo stringere lì e portarcelo a casa il risultato a partire da lì. Gli episodi nel finale lasciano il tempo che trovano, insomma.